Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Processo Open Arms, sui social arrivano minacce di morte e insulti sessisti ai giudici e allarme sicurezza per i 3 magistrati che rappresentano l'accusa nei confronti di Matteo Salvini. Domani in cattedrale a Palermo i funerali di Totò Schillaci. In migliaia la Camera Ardente, il figlio dice: per noi resterà punto di riferimento. Il mondo del calcio piange anche la scomparsa di Cristian Argurio. Le immagini inedite del dissalatore di Gela. La cabina di regia contro la crisi idrica vuole ripristinarlo, ma l'impianto è fermo da 14 anni ed è in stato di degrado. Il grido degli agricoltori della piana di Catania, in un documento la richiesta di interventi immediati contro la siccità al presidente Schifani e al ministro Lollobrigida. Catania, Archi della Marina, mantenerli o abbatterli? Nel nostro mini sondaggio prevale il no, ci dicono la storia non si demolisce. Calcio, il Catania Domenica Giuliano per la quinta di Serie C. Toscano studia le alternative a centrocampo, è in attacco. Ben trovati, insulti e minacce sui social, ma anche lettere anonime. È l'allarme sicurezza per 3 magistrati che rappresentano l'accusa nei confronti del vice premier Matteo Salvini nel processo Open Arms. La Procura Generale di Palermo ha segnalato tutto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e alla Procura di Caltanissetta. Sentiamo Manlio Viola. È allarme sicurezza per i magistrati che rappresentano l'accusa nel processo Open Arms a Palermo, dopo la richiesta di condanna pronunciata sabato scorso nei confronti del vice premier Matteo Salvini, accusato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona per il ritardato sbarco di 147 migranti dalla nave. È esplosa la polemica, ma non solo politica, anche social. Ed è proprio dai social che arrivano le minacce e gli insulti, alcuni anche sessisti, per i magistrati Marzia Sabella, Geri Ferrara e Giorgia Righi. Hanno così deciso proprio loro di denunciare, segnalando al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha sede presso la Prefettura di Palermo, e alla Procura di Caltanissetta competente per eventuali indagini che riguardino i magistrati di Palermo. Una segnalazione che è partita attraverso la Procura Generale, questa la procedura ordinaria. Nessun commento ufficiale dai 3 magistrati, che si sono limitati a utilizzare gli strumenti di legge della denuncia e della segnalazione. La campagna social si è concretizzata con minacce di morte e insulti sessisti sotto le foto dei PM del processo, insulti diffusi con maggiore violenza nei confronti delle 2 donne. Minacce anche ai familiari dei 3 magistrati, che sarebbero state accompagnate anche da lettere anonime inviate in Procura Generale. È stata proprio la Procura Generale di Palermo dunque ad avviare le procedure per la segnalazione e la denuncia alle autorità competenti. Adesso alla morte di Totò Schillaci si terranno in cattedrale i funerali dell'eroe delle notte magiche d'Italia 90, lo ricordiamo, prematuramente scomparso a 59 anni. La Regione gli intitolerà una sala, c'è anche la proposta di intitolare a lui una curva dello stadio di Palermo. Intanto Messina dichiara il lutto per il giorno delle esequie. Sentiamo il servizio. Con il cuore oltre l'ostacolo fino alla fine. Lo ricordano tutti così, lo ricorda così anche la sua famiglia, la moglie, i figli di Totò Schillaci. Il secondo giorno di Camera Ardente allestita all'interno dello stadio Renzo Barbera di Palermo è stato un continuo tributo di affetto sentito anche proprio dalla famiglia, cosciente di questo legame con la città anche precedentemente. Per lui, che con i colori rosanero non ha mai giocato, l'affetto dei palermitani non è mancato in questi giorni, sia ricordando le notti magiche e i gol d'Italia 90 che, soprattutto, quel che invece Totò ha fatto dopo, non da calciatore ma da palermitano di borgata per la sua città. Sulla bara c'è una maglia dell'Italia e una sciarpa. A lui c'è la proposta di intitolare una curva dello stadio, mentre la Regione ha già deciso che si chiamerà Sala Totò Schillaci, quella delle riunioni dell'assessorato regionale allo sport e al turismo, la stanza insomma dove si prendono le decisioni. Ce l'aspettavamo tutta questa gente, perché comunque noi per le strade di Palermo ci fermavano sempre, l'affetto l'abbiamo sempre sentito e l'abbiamo sentito anche in ospedale da parte dei medici, che hanno fatto veramente il possibile a livello medico, ma anche
e hanno dato tanto amore. Venerdì in cattedrale alle 11:30 sono attese tutte le autorità, ma anche tutto il mondo dello sport. Un'altra occasione per l'abbraccio di Palermo. Papà mi ha insegnato a lottare sempre, fino alla fine, a riuscire con le mie forze a crescere, a superare gli ostacoli, perché lui in realtà ha fatto questo sempre da solo. Almeno per l'ultimo viaggio, Totò non sarà da solo. Ad accompagnarlo ci sarà un'intera città, se non tutta una regione, visto che anche a Messina, dove invece ha giocato, è lutto cittadino. Adesso vi portiamo dentro il dissalatore di Gela, uno degli impianti che la Regione vorrebbe riattivare per fare fronte alla crisi idrica in Sicilia. Però il dissalatore è fermo da 14 anni e adesso è solo un ammasso di lamiere e di ruggine. GR Italia ci mostra con immagini inedite in che stato si trova. Eccolo. Fermo dal 2012, quando la ditta di Vincenzo lo abbandonò, il quinto modulo bis del dissalatore di Gela adesso dovrebbe essere riavviato dalla Regione secondo il progetto di revamping che è stato messo in atto dal presidente Schifani. Andiamo a scoprire quello che rimane dell'impianto di dissalazione. Già all'ingresso lo scenario non è certo dei migliori. Erbacce e ruggine hanno invaso quello che rimane del sesto modulo di un maxi impianto di dissalazione all'interno del sito industriale di Eni, attivo dagli anni 70 a servizio della raffineria della città. Questo è uno dei 3 impianti di dissalazione dell'isola che la cabina di regia del governo sull'emergenza idrica vorrebbe riattivare, ma il progetto di riavvio solleva più di qualche dubbio. Quando fu realizzato nel 2006, quello gelese era un impianto all'avanguardia, ma la sua attività durò pochissimo, dismesso appena 6 anni dopo anche a causa di guai giudiziari che contribuirono alla chiusura, amplificata anche dai debiti che la stessa regione aveva accumulato con Eni per la gestione degli impianti e per la fornitura dell'acqua dissalata. Su questo impianto, che è fermo ormai da più di 12 anni, la Regione paga una rata di 10 milioni e mezzo all'anno ad Eni per i debiti pregressi riguardo alla gestione delle acque depurate. Un debito che è iniziato nel 2016 e verrà estinto totalmente tra 2 anni. Oggi, a distanza di 14 anni, il quinto modulo bis è solo un ammasso di lamiere, un impianto fantasma. Rivitalizzarlo sembra un'impresa alquanto complicata e dai costi esorbitanti, come confermano anche alcune fonti interne ad Eni, che da mesi si confrontano con i tecnici regionali. Negli anni della riconversione green, infatti, Eni ha di fatto dismesso tutti gli impianti accessori necessari alla vita stessa del dissalatore, dalla fornitura elettrica alle condutture per la raccolta dell'acqua di mare. Il colosso industriale è pronto al confronto con la Regione per la rimessa in opera dei servizi, ma tempi e costi sembrano inevitabilmente crescere, ed è per questo che si sta pensando ad accantonare l'idea per realizzarne uno nuovo. Nel frattempo la piana di Gela rimane la più colpita dall'emergenza, le dighe sono vuote, le condutture della rete sono ormai ridotte a colabrodo e difficilmente l'impianto fantasma tornerà a pompare acqua dissalata nelle case e nei campi gelesi. Gli agricoltori della piana di Catania in un documento chiedono interventi immediati contro la siccità, lo fanno nei confronti del presidente Schifani ma anche del ministro Lollobrigida. Il settore è davvero in ginocchio. Luca Ciliberti. Senza acqua ormai da mesi e con le produzioni praticamente ferme, e non sono bastate né le precipitazioni degli ultimi giorni né le preghiere per la pioggia delle scorse settimane. Adesso il Comitato Spontaneo degli Agricoltori, che si è riunito a Sferro nella piana di Catania, si rivolge direttamente al presidente Schifani e al ministro Lollobrigida chiedendo interventi a medio e lungo termine. Servono subito risorse economiche per i servizi da erogare al settore, per i carburanti, per il foraggio, per i concimi, per i trattamenti e per le sementi. L'attivazione poi di un fondo di rotazione al fine di poter disporre di un'immediata liquidità monetaria. Servono anche sgravi totali delle utenze e dei contributi previdenziali. In prospettiva poi bisognerà investire nelle infrastrutture, a partire dagli invasi, fondamentale quello di Ponte Barca a Paternò, polmone idrico di vitale importanza per tutta la piana di Catania, e poi la riorganizzazione dei consorzi di bonifica. Quello che noi chiediamo ancora una volta è proprio questa operatività da parte delle istituzioni, proprio per far fronte a queste annate come queste, estremamente siccitose, dove per noi l'acqua è la base per le nostre attività sia di agricoltura e soprattutto allevamento. La crisi che sta investendo il settore è drammatica. Alla fine di quest'anno molti produttori agricoli e allevatori si vedranno costretti a soccombere chiudendo le proprie attività o riducendo le linee produttive, con un danno all'economia siciliana di oltre 4 miliardi di euro, per non parlare dell'aumento della disoccupazione nel settore e nell'indotto. E intanto ad Agrigento è sempre crisi idrica, ma c'è anche la beffa per i cittadini che si ritrovano senza acqua da mesi, che invece ricevono le bollette. Sentiamo.
Gli agrigentini sono a secco, l'acqua si compra pagando a caro prezzo le autobotti, ma oltre il danno arriva la beffa sotto forma delle bollette idriche che gli agrigentini stanno trovando nelle cassette della posta con tanto di quota fissa, canoni di depurazione, spese accessorie e altri balzelli. Intollerabile. E si è scatenata la rabbia. I cittadini non intendono sborsare un solo euro per l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. In particolare i residenti di Fontanelle, particolarmente penalizzati, hanno diffidato l'AICA. Tutt'oggi l'azienda AICA fa orecchio di mercante e decide di non attuare lo storno sull'acqua da noi acquistata privatamente. Quindi, in considerazione di questa malaugurata situazione, oltre il danno, il disagio che abbiamo avuto, abbiamo anche la beffa di dover pagare per 2 volte l'acqua, sia dal privato che dal gestore che non ce la eroga. Alla beffa di questa acqua comprata AICA ci manda le bollette e li vuole pagate. Quindi è questa la situazione nostra, riserve, andare a Bonamorome con i bidoni, riempire e portare a casa. L'esasperazione, basta più. Non fare la doccia, scendere da amici o da parenti per andarci a fare la doccia. Proprio non si può sostenere questa situazione. A loro si stanno unendo anche gli abitanti di altri quartieri che non intendono pagare le bollette e sono pronti ad una class action per ottenere il risarcimento dei danni. Pronto un esposto in procura. Alla cronaca modificava armi a salve rendendole in grado di sparare. Con questa accusa è stato arrestato dai carabinieri un 45enne catanese incensurato che nella sua casa a Librino aveva un vero e proprio arsenale che poi rivendeva alla criminalità, composto da 9 pistole, alcune delle quali a salve ma opportunamente modificate per renderle funzionanti e letali. Le armi erano state nascoste nel cassetto di una parete attrezzata del salotto dell'abitazione, in cui sono stati trovati anche arnesi che servivano a smontare parti di armi. Sono in corso le indagini per risalire ai clienti del 45enne che adesso si trova nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E restiamo a Catania, ma l'argomento è tutt'altro. Ipotesi abbattimento degli archi della Marina. Il dilemma è aperto. Abbiamo realizzato un mini sondaggio tra i catanesi e i turisti e prevale il no, perché dicono la storia non si demolisce. Tonino De Mana. Il dibattito è aperto. Archi della Marina sì, archi della Marina no. Dopo la presa di posizione del sindaco Trantino, che a titolo strettamente personale si è detto favorevole all'abbattimento, con il mantenimento però di una parte sopra la pescheria come memoria storica, abbiamo sentito il parere di catanesi e turisti. Da un lato sembra allettante il rendering senza gli archi, con la restituzione del mare ai cittadini, dall'altro l'aspetto storico e nostalgico che fa pendere l'ago della bilancia verso il no, con una netta prevalenza di contrari. Qui c'è la storia di Catania, quindi io sono contrario, ma credo che sono contrari tutti i catanesi. Ma no, non è una cosa che è inammissibile per Catania, è una cosa proprio, un monumento storico che ha una vita che è qua, non si può togliere assolutamente. Contrario, perché questa è una storia che ci sono qua. Ah, poi nasce così Catania e così deve restare. No, abbattimento no. Immagina una Catania senza archi. Finivo il centro storico. C'è chi invece si mostra favorevole all'abbattimento. Sì. Perché? Perché Catania è una città di mare, ma il mare non si vede completamente. Questo turista olandese è su due cuori. Secondo me lasciare stare. Il sindaco Trantino ha detto Catania deve pensare al modello Barcellona. Lei è stata a Barcellona, sì. E allora cosa ne pensa? Barcellona è molto ampio, che senso che ha una bella vista, no? sul mare. Solo chiacchiere e niente di concreto, tanto gli archi... Non si abbatteranno mai questi archi. Perché? Chi è che vuole abbattere questi archi? Sicuramente già lo sa che non si possono abbattere. Nel nuovo piano regolatore del porto sono previste opere per 1 miliardo, con le ferrovie dello Stato coinvolte, visto che prima di abbattere gli archi bisognerà interrare la linea ferroviaria che collega Catania a Siracusa. Adesso ci fermiamo, una pausa e poi ci occupiamo dell'Etna, il vulcano che cresce in altezza. Tornati in studio, il cratere voragine dell'Etna cresce e supera i 3.400 metri. Nelle rilevazioni dell'INGV di Catania
Aumenta l'altezza anche della Boccanuova che arriva a 3.380 metri il servizio. Cresce in altezza il cratere voragine dell'Etna. Con il materiale lavico accumulato con le ultime eruzioni, l'orlo orientale ha raggiunto quota 3.400 metri d'altezza, arrivando a toccare 3.403 metri sul livello del mare. La rilevazione è contenuta nell'ultimo bollettino dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che lo pubblica sul proprio sito. Il sorpasso sul cratere di sud-est, che deteneva il record dal 10 agosto del 2021 e che nelle ultime stime davano alto 3.347 metri, era già avvenuto nello scorso luglio, quando la voragine toccò quota 3.369 metri d'altezza. Quello precedente, che resisteva dagli anni 70 del secolo scorso, era del cratere nord-est. È cresciuto anche il cratere Boccanuova, che adesso tocca quota 3.380 metri sul livello del mare. Il cratere voragine, silente da anni ormai, la sua ultima emissione di cenere è datata 3 aprile 2021, ha cominciato a crescere in altezza dal 14 giugno scorso, con una debolissima attività stromboliana che ha poi avuto un progressivo aumento nell'intensità del fenomeno, trasformatosi poi in fontane di lava. Il materiale piroclastico emesso con l'intensa e frequente attività stromboliana ha portato ad accumuli sul cratere voragine, aumentando appunto la sua altezza fino a fargli superare quota 3.400 metri, con un margine di errore, secondo le stime dell'INGV, che è stimato in 1 metro. E veniamo adesso alla passione per i videogames. In molti ci giocano in media 4 ore al giorno, ma c'è anche chi arriva a giocare per 12 ore consecutive, alterando così il ritmo sonno-veglia. Questo è solo uno degli aspetti emersi da un questionario somministrato dall'ASP di Ragusa a 200 giovani sul tema appunto delle dipendenze da videogiochi. Veronica Barbarino. Hanno tra i 10 e i 18 anni, sono soprattutto maschi, amano i videogiochi, li usano in media 4 ore al giorno. Qualcuno arriva a 12 ore consecutive. Sono i risultati del questionario somministrato dall'ambulatorio antibullismo dell'ASP di Ragusa a un campione di 200 giovani sul tema videogiochi e il rapporto con essi. Un lavoro unico in Sicilia, i ragazzi amano i videogiochi d'azione, gli sparatutto, i videogiochi d'avventura, giocano per svago, giocano con gli amici esistenti nella realtà, quasi mai lo fanno per i soldi. Problemi, dipendenza a parte, la mancanza di sonno per coloro tanti che videogiocano prima di andare a dormire. Un educatore oggi ha l'obbligo assoluto di studiare e conoscere i sistemi di messaggistica e i social appunto dei ragazzi per educarli al meglio. I nativi digitali stanno crescendo in modo molto diverso dai coetanei del passato e sempre più soli. Videogiocando sperimentano loro stessi in ambienti non presidiati dagli adulti, affrontano imprevisti, li risolvono, raggiungono obiettivi, si immergono nel gioco, si dimenticano del tempo, ma come per ogni cosa l'abuso non è mai un bene. Come si evince dai dati emersi, i videogiochi provocano dipendenza, stress, aumentano aggressività e ansia e rischiano di alterare il ritmo sonno-veglia. Se invece usati con responsabilità e consapevolezza, sollecitano l'apprendimento, aiutano a sviluppare il concetto di sé e la personalità, allenano memoria e cervello. Occorre quindi a genitori ed educatori dettare limiti, orari e regole, inculcando sin da bambini l'abitudine all'uso consapevole e moderato. Ci fermiamo ancora e subito dopo il calcio con il Catania, che domenica sarà a Giugliano, e con la necessità per mister Toscano di correre ai ripari per quanto riguarda la formazione. Siamo al calcio, il Catania domenica sarà a Giugliano per la quinta di Serie C, Toscano studia le alternative a centrocampo e in attacco Marco Carli. Obiettivo: confermare tutto quello che di buono si è visto nelle prime giornate di campionato, il gruppo granitico, la solidità difensiva, la concentrazione, ma anche inseguire una crescita nelle trame d'attacco, una fase di gioco su cui Toscano ha potuto lavorare dall'arrivo della maggior parte degli attaccanti, cioè da fine agosto. Quasi tutte le statistiche del Catania di questo periodo non parlano di dominio, perché tale non è al momento, ma anche i numeri confermano una caratteristica: una squadra difficile da piegare e capace di essere davanti in
classifica per le sue doti di compattezza. Cosa potrà succedere, per esempio, se Inglese potesse vivere una stagione da protagonista, oppure Montalto ed Andrea confermassero quello che hanno fatto lo scorso anno? La risposta è abbastanza scontata, e nelle speranze di Toscano la risposta si potrebbe scorgere da Giuliano contro la squadra di Bertotto, probabile Inglese dal primo, con gli altri due come alternative. Opzioni assortite alle loro spalle, con Carpani e soprattutto Jimenez che scalpitano il secondo per dare il suo contributo anche a partite in corso. Per il resto, Quaini, migliore in campo con il Picerno, potrebbe essere utile ancora a centrocampo, con Verna alternativa visto che mancano Di Tacchio e De Rose. In difesa rientra Ierardi, 500 biglietti disponibili per i tifosi rossazzurri, già quasi tutti venduti. Una brutta notizia perché è venuto a mancare Cristian Argurio, ex direttore sportivo di Catania e Messina. Aveva 52 anni, pochi mesi fa l'ennesima chiamata di Lo Monaco a Novara. Francesco Triolo. Amava il calcio, lo conosceva da tante angolazioni, giornalista, addetto stampa, team manager, direttore sportivo, ma a lui piaceva soprattutto scovare talenti. Cristian Argurio ne notava le qualità tecniche, ma poi ci abbinava quelle umane, morali. Quello di cui andava più orgoglioso era Luis Muriel, che proprio lui portò in Italia. Si è andato improvvisamente nella sua casa di Novara, dove Pietro Lo Monaco lo aveva chiamato come direttore sportivo lo scorso febbraio, un malore improvviso nel pomeriggio di martedì, mentre era a casa in famiglia. La corsa all'ospedale maggiore di soccorsi, purtroppo vani, i medici ne hanno certificato la morte cerebrale, 52 anni, di Messina. Cristian Argurio era conosciuto agli ambienti sportivi siciliani, aveva iniziato la sua carriera del calcio da addetto stampa di quel Football Club Messina che arrivò dalla Serie C alla Serie A, quindi team manager, poi capo degli osservatori all'Udinese, quindi Bari e Juventus, prima di rientrare in Sicilia per lavorare come direttore sportivo con Akragas e Messina, prima di approdare al Catania, club per il quale era già stato osservatore nel biennio 2012-2014, ai tempi della Serie A. Il rossazzurro per 3 stagioni, nel corso delle quali gli etnei hanno raggiunto per 2 volte le semifinali play-off in Serie C. Al Messina in 2 occasioni, nella stagione 2015-2016 e nella stagione 2021-2022. All'estero ha lavorato con Istra e Hajduk Spalato. Lascia la moglie Roberta ed un figlio piccolo, ma soprattutto lascia un vuoto in chi l'ha conosciuto non solo sotto l'aspetto professionale, ma anche personale. Sono tantissimi infatti giocatori, allenatori, società che hanno espresso il proprio cordoglio, a cominciare proprio da Catania, Messina, Akragas e dalla Lega Pro. E con questo servizio si chiude Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.